Cocca Verona, Costanza Verona, da Palermo, quest'anno ancora a Schio, da campionessa d'Italia. Ciao Costanza. Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto salutiamo anche Aria, il tuo Sì, cane. Ari è qua con noi. Esatto. Vai Que- Aria, vai di là. Oggi, vai. Quest'anno, particolarità, sei in Veneto insieme anche a tua sorella che gioca a San Martino in Serie A, giusto? Quindi una famiglia Sì, riunita al nord. sì, 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 questa volta siamo vicine. Diciamo che è la prima volta che succede, perché io ormai sono fuori casa da almeno 7-8 anni, se non sbaglio, ed è la prima volta che ci ritroviamo a giocare, diciamo, in due squadre vicine. Quindi per me è bellissimo perché ci vediamo praticamente sempre. E adesso c'è pure il cane che è suo, che diciamo sta un po' da lei, un po' da me, quindi diciamo ho la possibilità anche di stare anche col cane. Ci Quindi sta, è bello, diciamo. giustamente. Com'è sentirsi campionessa d'Italia? Bello, bello, assolutamente è una responsabilità, credo, importante. L'anno scorso abbiamo lavorato tanto per quello che abbiamo ottenuto, cioè abbiamo vinto sì Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, ma il lavoro che c'è stato dietro è stato tanto. Quest'anno abbiamo iniziato a lavorare intorno a metà agosto e abbiamo, diciamo, ricominciato a lavorare molto duramente. Il nostro allenatore comunque ha diciamo, delle aspettative molto alte per questa squadra e noi dovremmo essere brave e rispettare queste aspettative. Già da praticamente martedì, mercoledì che c'è la Supercoppa Sì, d'Alghero, esatto. com'è questa competizione in cui affronterete Lucca, mi pare, in semifinale? Affronteremo sì la semifinale Lucca e poi in finale la vincente, se dovessimo arrivare, ovviamente la vincente tra Ragusa e Bologna. Diciamo che quando giochi due partite così secche non è mai facilissimo. Schio è una squadra esperta, giocatrice di esperienza, quindi è abituata un po' a questo tipo di competizioni. Non mi ricordo il numero esatto di Supercoppe che ha vinto nella storia, ma se non sbaglio è un numero ben alto, più di 10 Sì, mi pare sicuramente. 11-12 Quindi, infatti. esatto, quindi diciamo che Schio è abituato a giocare a questo tipo di partite. Affronteremo la prima partita contro Lucca con molto entusiasmo, sicuramente perché è la prima partita diciamo, ufficiale che facciamo della nuova stagione e poi diciamo, proveremo a fare diciamo, e a giocare bene per far divertire anche il pubblico che comunque serve sempre. Giustamente, anche perché in Sardegna hanno avuto anche Serie A tanti anni, quindi ci sta. Sì, 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 sì. Invece di Ragusa sai qualcosa? Magari Francesca Dotto che era compagna l'anno scorso ha detto qualcosa di come sta andando Ragusa? Sì, no, no, mi ha detto che si sta trovando bene a Ragusa, vabbè, l'ambiente a Ragusa si sa che cioè, si sta bene, la società è una società seria e in cui si lavora bene. Poi lei già conosceva l'allenatore, perché era lo stesso allenatore che aveva avuto a Lucca negli anni precedenti, quindi mi ha detto che si sta trovando molto bene e cioè, siamo contente tutte quante di ritrovarla, anche perché qua è comunque stato il capitano, è stata tanto importante per Schio in questi anni, quindi sarà sicuramente bello rivederla. Esatto. Quest'anno invece la Serie A come la vedi? Sarà sempre discorso diciamo a due tra voi e Bologna o Ragusa, Lucca, qualcun altro può inserirsi? Ma secondo me non sarà solo Schio e Bologna, nel senso che secondo me anche Venezia, nonostante abbia una squadra giovane, credo che possa dare fastidio ad altre squadre, perché comunque ha un roster giovane, ma un roster con molto talento, secondo me, anche le americane, le straniere che hanno preso. Venezia, quindi ti ho detto Ragusa, secondo me sarà un'altra squadra che darà fastidio. Il resto, secondo me, è un po' più omogeneo. Adesso noi abbiamo visto il Geas, la squadra di Mhm. Milano, che l'ho vista cioè, con un buon roster e una buona squadra. Quindi, secondo me, le altre squadre saranno un po', diciamo, più omogenee, diciamo, l'altra parte della classifica. Sì, Le prime quattro, secondo me, hanno dei roster un po' più competitivi. Poi diciamo che il nostro obiettivo è anche quello di essere competitivo in Eurolega, giustamente. che l'anno scorso abbiamo sfumato diciamo, la qualificazione alle Final Four di 2 punti, quindi diciamo che l'obiettivo di quest'anno credo sia quello di arrivare alle Final Four e, diciamo, giocare una buona Eurolega. Questo Giustamente. diciamo, è l'obiettivo della società. Quindi fare il salto di qualità anche in Europa, o il triplete in Italia, Sì. fare anche... Ok. Vabbè, quello ovviamente non sarà facilissimo, però ci proveremo. Ovviamente stiamo lavorando per riuscire a ottenere, diciamo, i maggiori risultati possibili. Perfetto. Un'ultimissima cosa, il Verga Palermo torna in Serie B, potrebbe essere interessante anche, diciamo, per la tua famiglia. Eh. O no? No, sì, certo, io comunque seguo sempre Palermo, nonostante, cioè mia mamma comunque essendo là il presidente della squadra e spero sempre che possa ritornare diciamo,
a tornare in Serie A dove merita di stare, perché comunque il lavoro che ha fatto mia mamma in questi anni è stato tanto e a me è dispiaciuto un sacco quando dopo che era riuscita a trovare la 1 diciamo, è stata costretta a ritornare in Serie B. Credo che comunque lei abbia le idee molto chiare, nel senso è una persona molto determinata ed è un po' quello che ha insegnato a me e a mia sorella nella vita in generale, ma specialmente nel basket, quindi credo che comunque lei possa riuscire a riportare Palermo dove merita. Quindi su questo non ho dubbi, cioè, sono sicura al 100% che in qualche modo ce la farà. Quindi Perfetto. è fatta così. Grazie Occa, buon campionato. Grazie a voi, ciao.